Assessore, per la messa in sicurezza del comune di Barcis e per risolvere un annoso problema appunto di sicurezza, oggi sono state adottate delle linee di indirizzo che vanno verso la sinergia delle direzioni regionali tra la protezione civile, la direzione infrastrutture e la direzione ambiente. Sì, in realtà è un processo che è iniziato da un po' di tempo. Io ho fatto un decreto con il quale ho affidato l'adeguamento della progettazione di questo intervento ancora il 1° di agosto e ne abbiamo parlato nel territorio in quella data, alla presenza anche della Presidente. Lì si è decisa una linea di indirizzo che viene attuata attraverso un forte coordinamento, come ha ricordato, tra gli assessorati e le rispettive direzioni. Lo scopo è quello, dopo aver fatto l'intervento di sopraelevazione della strada regionale 251 in corrispondenza del torrente Varma, è quello di dare una soluzione stabile e definitiva a un decennale problema, che è quello del sovralluvionamento dei torrenti Cellina e Pentina, ovvero l'accumulo di ghiaie che poi si riversa nell'alveo del lago di Barcis. Il tema quindi del trasporto delle ghiaie a valle, superando in primis l'abitato di Barcis, cosa che avverrà attraverso un adeguamento della strada in destra al lago, la creazione di un nuovo ponte e l'uscita, appunto, circonvallando l'abitato verso la strada regionale per scendere verso Montereale, che verrà circonvallato da un'altra viabilità alternativa che passerà sopra la diga di Ravedis, passa già sopra la diga di Ravedis, e che consente di non arrecare disturbo e danno all'abitato di Montereale, per scendere poi nell'alveo del Cellina a valle dell'abitato stesso di Montereale.